Anche questa settimana Penalty on Demand, l'appuntamento con il campionato di promozione e con il campionato di prima categoria. Siamo in onda come al solito sul canale del digitale terrestre di 7 Gold, canale 15, e siamo anche in onda sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché anche sulla pagina Facebook Penalty. Partiamo subito con il campionato di promozione e lo facciamo con il girone A. Continua il momento positivo della Folgore Castelvetrano, che rimane ancora in vetta nel girone A del campionato di promozione, anche se le inseguitrici non mollano. Guardiamo i risultati di domenica. Città di Carini batte Alba Alcamo 3-0, Casteltermini batte il Carenze 3-1, Folgore Castelvetrano batte Città di San Vito Lo Capo 3-0, Camarat batte Gemini Calcio 2-0, Fulgatore batte Partinica Audace 3-0 ed infine Petrosino che perde in casa contro l'Accademia Trapani 2-0. E come ho detto poc'anzi, continua il momento positivo della Folgore Castelvetrano, ancora in vetta a poche giornate dal termine. Folgore Castelvetrano al primo posto con 46 punti, con 43 Fulgatore e Camarat, 41 punti per l'Accademia Trapani, 39 Città di San Vito Lo Capo, 36 Partinica Audace, con 31 punti Alba Alcamo, 29 punti Città di Carini e di Carenze, con 25 il Gemini Calcio, con 22 il Casteltermini, chiudono la classifica il Petrosino 1966 con 18 punti ed il Marsala con 0. Abbiamo già parlato ampiamente nella prima parte del girone B del campionato di promozione, grazie anche alla presenza in studio di Gaetano Mirto, allenatore vincente della squadra del Geraci. Ma guardiamo lo stesso i risultati di questa domenica. Gioiosa batte Gorgonia Delia 3-1, Castelluccese batte Villarosa Calcio 2-1, Aspra batte Supergiovane Castelbuono 2-1, Geraci batte Città di Casteldaccia 5-0. Lascari Cefalù batte Sant'Angiolese 2-1, San Fratello batte Profalcone 1-0, ha riposato il Città di Mistretta. Con la vittoria 5-0 contro il Città di Casteldaccia, la squadra di Gaetano Mirto raggiunge matematicamente il campionato di eccellenza con qualche domenica di anticipo. Ma guardiamo la classifica. Geraci 54 punti, Aspra 47, con 43 punti Lascari Cefalù, 35 Gioiosa, con 34 Supergiovane Castelbuono e Sant'Angiolese, 29 punti Gorgonia Delia, 27 Castelluccese, con 24 San Fratello, 23 Città di Mistretta, 18 punti per Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia. Chiude la classifica il Profalcone con 17 punti. Il Lascari Cefalù non ha intenzione di fermarsi e ospita tra le mura amiche del Santa Barbara una Sant'Angiolese che invece è alla ricerca di punti pesanti in chiave piazzamento, magari, chissà, alle soglie della zona playoff. Però la squadra di mister Claudio Grimaudo è in fiducia, sta bene, fa punti e soprattutto ha bisogno di mantenere lì la sua posizione a cavallo tra la seconda e la terza posizione. Il primo pericolo però lo creano gli ospiti con questa conclusione dalla distanza, fiducia sempre in traiettoria, la palla finisce comunque fuori, insiste la squadra ospite con questa corsa sulla fascia destra di Tuccio, uno dei più ispirati in casa Sant'Angiolese. Bravo Fiducia qui a smanasciare, ma attenzione a quello che accade un minuto dopo, minuto 8, ripartenza Sant'Angiolese, qui sempre in vantaggio Gatta che però commette un brutto errore, consente a Oddo di scappare via. La trattenuta è vistosa, inevitabile, il fallo e l'espulsione, 82 minuti più recupero per il Lascari Cefalù con l'uomo in meno. Le proteste di mister Grimaudo forse più all'indirizzo del suo giocatore, poi il calcio di punizione battuto proprio da Oddo, la palla che si perde però sopra la traversa. Prova a venire fuori alla distanza pian piano il Lascari Cefalù qui con la giocata sulla destra di Ventura che converge, vede Macaluso si gira, calcia a incrociare col destro, la palla colpisce il palo e si spegne fuori a portiere battuto, prima palla gol della partita per
Il Lascari Cefalù che insiste ancora sulla fascia destra, ancora con Ventura che prova a puntare l'avversario, riesce anche a saltarlo, poi propone questo bel cross al centro per Mocciaro, colpo di testa, fuori misura, ma è il primo squillo di uno dei grandi protagonisti di questa partita. Calcio d'angolo, la palla che arriva al minuto 20 sul piede di Volpini, che attaccante non è e lo dimostra in questo caso calciando di fatto addosso al portiere avversario. Minuto 27, direttamente dal rinvio di fiducia si crea questa palla gol per il Lascari Cefalù con Mocciaro che vede il portiere fuori dai pali, prova a farlo, la palla però esce, ma attenzione, minuto 34, calcio d'angolo, Mocciaro la vede scendere, rovesciata, ancora in rovesciata, ancora Denny Mocciaro e ancora vantaggio Lascari Cefalù, come contro il Geraci. Denny Mocciaro delizia il pubblico del Santa Barbara che va in visibilio per il suo attaccante, esultanza anche un po' che va a sfogarsi, forse tanta pressione, tanta tensione che si vede tutta in questo errore da parte di Denny Mocciaro, non da lui. 39esimo minuto, tentativo di Tuccio per la Sant'Angiolese, la palla sopra la traversa richiede invano una deviazione il numero 7 della Sant'Angiolese, che poi attacca ancora una volta al minuto 44 con questo tentativo, ma nuovamente Tuccio sarà protagonista pochi secondi dopo, ancora una volta direttamente dal rinvio di fiducia, la palla arriva dalle parti di Oddo che serve proprio Tuccio ancora ad incrociare col destro, fiducia è battuto, lo salva la traversa e si va al riposo con la Sant'Angiolese sotto nel punteggio, ma decisamente in crescita, e lo vediamo anche in avvio di secondo tempo con questa palla che arriva in area di rigore, c'è il colpo di testa e ancora fiducia a volare sopra la traversa a metterla in calcio d'angolo, ma dopo un paio di cambi ordinati da mister Grimodo, proprio chi entra in campo fa la differenza. Una punizione che arriva in aria, Cangelosi riceve da Sferruzza e con il destro batte il portiere della Sant'Angiolese, 17 più recupero alla fine, salgono a 2 i gol di vantaggio di un Lascari Cefalù che trova il gol nel suo momento di maggiore pressione, ma dall'altra parte la Sant'Angiolese non vuole mollare, discesa sulla sinistra con la palla che verrà poi messa in mezzo dopo una finta, riesce a saltare il suo avversario, mette al centro il pallone per Tuccio, non poteva che essere lui a segnare il gol che riapre la partita per la Sant'Angiolese. Poi l'esultanza a 11 dalla fine, provano a tornare in corsa gli ospiti che qui usufruiscono al minuto 83 di un calcio di punizione, la conclusione che arriva adesso è la parata di fiducia a terra ad evitare il gol, poi un momento di tensione che scaturisce in un cartellino rosso per Spinella, il quale perde completamente la testa, scalcia da terra un avversario e viene mandato in anticipo di qualche minuto sotto la doccia, ma ormai siamo in pieno recupero, tenta l'ultimo assalto, l'assalto finale, la Sant'Angiolese, la palla però arriva comodamente dalle parti di fiducia che raccoglie il pallone, si accartoccia sullo stesso e appena sente i 3 fischi il direttore di gara può alzarsi e poi esultare con i suoi compagni per un'altra vittoria pesante del Lascari Cefalù. Nel derby salvezza del girone B di promozione tra Pro Falcone ultimo in classifica e il San Fratello quartultimo, successo pesantissimo degli ospiti che passano allo Stefano Salmeri con un gol di Ditale nel finale di match e brindano alla permanenza. Il San Fratello si fa vedere al minuto 25 con Pratico che di testa non c'entra lo specchio della porta. Poi però il Pro Falcone torna a spingere e al 35esimo occasionissima per Mendolia, Carini e Maisano che nella stessa azione non riescono a trovare la via del gol. Rete che i giallorossi mancano anche al minuto 45 con Maisano che da buona posizione calcia alto sulla traversa l'invito di Mosca. Nella ripresa attacca la squadra di casa e al minuto 77 il cross di Bucolo è messo in angolo dalla difesa neroverde. Dal corner che ne segue il sinistro dal limite di Mendolia si perde alto sulla traversa. Sopra la trasversale si perde anche il tentativo di recupero al minuto 75, ma 10 minuti più tardi l'occasionissima capita prima
prima sui piedi di Carini, che trova la parata di Ferrere sulla ribattuta in besi da 0 metri, spara a fil di palo. Così, per una legge del calcio non scritta, gol sbagliato, gol subito. Al minuto 88 il San Fratello segna il gol salvezza con Ditale, che gira alle spalle di Benfatta. L'assist di Vergara, facendo così Pro Falcone 0, San Fratello 1, e per Ditale è il secondo centro in campionato. Nel finale poi assalto disperato dei giallorossi, ma anche il colpo di testa di Carini al 92esimo non produce il pareggio sperato. Il Pro Falcone, che non vince in campionato dalla gara di andata contro i neroverdi dello scorso 4 dicembre, rimane in ultima posizione con 17 punti, mentre il San Fratello si porta a quota 24 a +6 sulla zona play-out. Da definire soltanto la griglia play-out e play-off nel girone B del campionato di promozione. Festeggiamo invece nel girone C la vittoria finale a questo punto del Messana 1966. Per la prima volta raggiunge il campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione. Guardiamo subito i risultati delle partite che si sono disputate domenica, sottolineando chiaramente la sonante vittoria del Messana 1966 contro il Belpasso 2014. Questi gli altri risultati: Città di Aci Sant'Antonio Catania San Pio X 1-1, Valle del Mela Calcio batte Gescal 1-0, Atletico Messina batte Promende Calcio 1-0, Messana 1966 batte Belpasso 2014 4-0, Città di Calatabiano batte RSC Riposto 3-1 ed infine Valdinisi Calcio Sant'Alessio 1-1. Ha riposato Nuova Azzurra Fenice. Così come nel girone B, anche il girone C ha decretato il verdetto finale. Sarà dunque il Messana 1966 a disputare la prossima stagione il campionato di eccellenza. Tutto aperto invece per quanto riguarda la griglia play-off. Ma guardiamo la classifica. Messana 54 punti, 43 punti Belpasso 2014, RSC Riposto, con 41 Città di Aci Sant'Antonio, 38 punti Catania San Pio X, 29 Promende Calcio, con 28 il Valdinisi Calcio, 25 punti Valle del Mela Calcio insieme all'Atletico Messina, 24 Sant'Alessio, 23 Città di Calatabiano, con 15 punti Nuova Azzurra Fenice. Chiude la classifica la Gescal con 12 punti. È stata la serata perfetta e così dopo 3 minuti Barbera apre la festa battendo con un destro secco la rosa e spianando ai suoi la strada verso l'eccellenza. Gol che fa esplodere di gioia l'ambiente stadium. Per Barbera si tratta della quinta rete in campionato. Al 41esimo il raddoppio lo firma invece D'Amico, che al volo gira in rete l'angolo di Misiti, facendo così Messana 2 Belpasso 0, e per il bomber giallo-rosso è il 15esimo sigillo stagionale. Nel secondo tempo la formazione di casa mette in ghiaccio il risultato, trovando per altre 2 volte la marcatura. Al 48esimo è ancora D'Amico a fare centro di testa dagli sviluppi della punizione calciata da Bonasera, firmando così la sua doppietta personale e il suo 16esimo squillo stagionale, mentre al 65esimo è il neoentrato Di Vincenzo a calare il poker, mettendo alle spalle del portiere l'invito di Misiti per il 4-0 Messana, e che gli vale come quarta rete stagionale. Poi al triplice fischio del signor Aneli la festa sperata, annunciata e da tempo preparata dalla Messana può finalmente iniziare. Dalla sconfitta del Belpasso
è iniziata davvero una cavalcata strepitosa, 11 vittorie e un pareggio, numeri straordinari. Sì, eccezionale, ma questi ragazzi sono eccezionali, anche noi dobbiamo dare il nostro contributo, ma i ragazzi sono eccezionali, è il giusto premio e questa gioia di questo momento. Una vittoria, una promozione a chi dedica? E dedica a loro, ai ragazzi, perché loro hanno fatto tutto loro e loro si meritano e speriamo di averli anche con noi il prossimo anno, la maggior parte di loro. È storia, sì, dopo 56 anni la Messana riesce a raggiungere questa categoria tanta ambita, anche se a inizio anno nessuno magari credeva in noi, forse neanche noi stessi. Però poi con lavoro, con dedizione e con la forza del gruppo siamo riusciti a ottenere il nostro traguardo. Una stagione straordinaria sia della Messana ma anche tua, perché gol importantissimi e pesantissimi. Assolutamente, sì, senza dubbio devo ringraziare in questo la squadra, perché quando un attaccante fa gol il 50% è merito suo, ma l'altro 50% sicuramente della squadra che ti mette le condizioni di farlo, nel mister, nel modulo, il mister dei portieri, insomma è una festa oggi. A chi vuoi dedicare questa promozione? Questa promozione la dedico a chi inizio anno nessuno credeva in noi e la dedico a tutti noi perché ce lo siamo meritati, siamo tutti ragazzi, abbiamo massimo 20-25 anni e credo che sia una bella soddisfazione ottenere questo risultato. Bellissimo, contentissimi, felici per loro, per la società, per chi ha creato questa società, felici per me, per i ragazzi, per tutti. Il segreto è stata la sconfitta all'andata a Belfast. Dopo quel giorno ci siamo compattati e non ce n'è stata per nessuno. 11 vittorie, un pareggio, 2 o 3 gol subiti, parte tutto da là. Proprio ci siamo stretti nel pullman di ritorno e da lì abbiamo detto noi non ne perdiamo più partite e così è stato. La storia! Un grande lavoro, la verità non eravamo partiti per vincere il campionato, però poi ci siamo accorti che la squadra girava a 1000 e abbiamo tentato fino alla fine. Abbiamo stravinto questo campionato perché 11 punti di distacco dalla seconda non capita tutti gli anni. Termina 1-1 al Comunale di Aci Sant'Antonio lo scontro playoff tra i biancazzurri, padroni di casa, e la Catania San Pio X. Gara maschia, tosta, che al termine dei quasi 100 minuti di gioco lascia parlare più per le decisioni arbitrali che per quanto offerto in termini di occasioni. Squadre separate da 3 soli punti in classifica, biancorossi reduci dal pareggio interno con il Gescal. Aci Sant'Antonio invece uscito sconfitto per 2-1 a Luigi Averna di riposto. Pronti via, pochi secondi e subito un episodio. Errore in disimpegno da parte di Nobile, Spampinato viene scavalcato dal pallone, agganciato Bertazzi, non c'è nulla per il direttore di gara, netta la trattenuta del 5, sarebbe stata chiara occasione da gol. Qualche minuto dopo chance per la San Pio, ci prova da fuori la Spina, pallone largo. Nel tempo occasione ancora per i padroni di casa col cross di Gallo per la testa di Marraffino, stacco aereo che termina alto sopra la traversa. Episodio chiave nel finale di frazione, cross sul secondo palo, rimpallo che favorisce Marraffino, trattenuto ancora da Spampinato. Calcio di rigore, ma ancora una volta graziato il numero 5 ospite. Dal dischetto va poi Leo Marraffino, solita rincorsa, destro ad incrociare, sfera all'angolino e 1-0 Aci Sant'Antonio. Il gong però è per la San Pio, l'ultima opportunità. Ndiaye imbuca per Carbonaro, ma è strepitoso l'intervento in uscita di Pandolfo che salva tutto. Nella ripresa Aci Sant'Antonio vicino al gol del raddoppio, angolo di Gallo, sempre Marraffino sul primo palo che sfiora l'angolino. Al settimo errore di Maugeri, costretto poi a mettere giù l'avversario, secondo giallo per il capitano biancazzurro e cartellino rosso. Padroni di casa in 10, ma sarà solo il primo di tanti episodi, perché poco dopo Strano commette fallo su Gallo, anche lui già ammonito. E anche il numero 4 ospite anzitempo sotto la doccia. A metà tempo espulso poi anche Barbagallo per questo fallo in mezzo al campo.
doppia ammonizione anche per lui, chiude addirittura in 9 l'ACI Sant'Antonio. Minuti finali concitati e pieni di nervosismo, alla fine verrà espulso anche Spampinato, dopo un parapiglia che aveva visto coinvolti diversi calciatori in campo. Nel finale Chance Sampio con questa punizione dal limite, presa comoda quella di Pandolfo. Ne mordono gli ospiti che qui ci provano con Nobile, scodellata al centro, colpo di testa del centrale ospite, presa ancora di Pandolfo. Al 97esimo è proprio Nobile a pescare il jolly destro, violento, che spacca l'incrocio dei pali. Gol clamoroso del numero 2 che stampa l'1-1 all'ultimo secondo. E sarà di fatto l'ultimo frame di questa sfida, che termina così. E 1-1 tra ACI Sant'Antonio e Sampio, biancazzurri che torneranno in campo settimana prossima contro il Valle del Mela. A Calatabbiano la russo Sebastiano mescola sfortuna e determinazione dell'avversario all'ultima spiaggia per evitare i play-out e perde la terza gara in campionato. E il Calatabbiano, che non vinceva da gennaio, non è stato da meno, interpretando alla perfezione la partita nel momento decisivo, uscito allo scoperto a cavallo dei due tempi. Una partita che la RSC ha provato a fare nella sostanza delle cose e che avrebbe potuto sbloccare sin da subito con Nicotra, suggerito da Napoli, e Proietto ipnotizzato in corner da Palermo. Dall'altro lato, una traversa di Lapiana, in risposta all'occasione ospite, ha risaltato qualche debolezza strutturale a livello difensivo che ha giocato un ruolo non indifferente nella sconfitta. Ma è su 3 episodi chiave che si è costruita la vicenda domenicale. RSC non accompagnata dalla dea bendata sul lancio di Bonaventura e lavoro certosino di Napoli, pronto all'imbucata per Proietto, che ha visto la fortuna pronta a voltargli le spalle. RSC lontano dalla precisione poi con Salemi su assist da Piazzato di Messina. E infine, almeno per i primi 45 più recupero, RSC fagocitata da un confusionario malinteso tra arbitro Zummo di Palermo e secondo assistente Pennisi di Cireale. Oggetto della discussione questo contatto tra Emanuele e Lapiana, per il quale il direttore di gara fa ampi cenni di proseguire, opportunamente visto che il difendente tocca palla e non avversario, inopportunamente richiamato invece dal guardalinee che vede fallo e fa cambiare idea e inerzia alla partita. Perché dopo un lungo conciliabolo Dama si presenta dagli 11 metri e porta avanti il Calatabbiano, quando nel frattempo siamo al 47esimo del primo tempo. Eugenio Luvito, indimenticato ex per l'occasione, cambia in attacco e immette un altro dei diversi ex in campo, Tornitore, che rileva Bonaventura a inizio ripresa. La reazione è a testa bassa e la RSC parte subito con un cross di Mangano sul quale Napoli non arriva all'appuntamento sotto porta. Al tiro preciso dall'altro lato ci arriva invece Guglielmino, ultimo arrivato a Calatabbiano, ma non ci sono conseguenze nefaste per la RSC, almeno per il momento. Lo sbilanciamento alla ricerca del pari è un rischio troppo grande, ma è da correre per uscire indenni dal Calanna. Boccaccio, Dama e Lapiana hanno un'autostrada e questo piatto decollante che sorvola la traversa è un segnale non confortante per la Russo che, a qualche secondo dal secondo cambio di Proietto per campione, finisce sotto i colpi dell'interdizione avversaria e soprattutto dei lanci lunghi, vera arma del Calatabbiano, lanci che in 3 passaggi portano Lapiana a bruciare sullo scatto Salemi e battere Cisterna per il 2-0 che cade poco dopo il quarto d'ora. Con buona parte dell'11 ridisegnato, l'innesto di Salvo Pappalardo per Mangano modifica in parte l'assetto secondo le strategie di Luvito, la RSC si sveglia con Campione, ben lanciato da Nicotra, fermato così da Palermo in uscita, con Tornitore che si stacca da terra sul cross di Napoli ma non trova la porta, e proprio con quest'ultimo che su traversone di Mangano ha le polveri bagnate nel terreno in secca lì davanti. Al 28esimo si ripete l'operazione contropiede per il Calatabbiano che fa centro quando tutta la Russo è riuscita a fatica a rientrare e prendere posizione. Non però su Borzì, il quale recupera questo pallone lanciato dalle retrovie avversarie e senza contegno può gioire da 20 metri. Per il 3-0 che decreta quasi ufficialmente la fine della partita a 17 minuti dalla fine. Russo al tappeto e a segno solo a 7 minuti dalla fine con Nicotra che si frappone fra porta e conclusione del neoentrato Platania, ben innescato da Campione, per la rete che vale il 3-1
troppo tardi per uscire indenne da Calatabiano. Dunque classifica a 2 giornate dalla fine, promossa in eccellenza la rivelazione messana, chi se lo aspettava. La RSC è terza al momento con 43 punti insieme al Belpasso, che però riposerà al prossimo giro e ospiterà l'Atletico Messina, la quale potrebbe ancora cercare punti salvezza all'ultima giornata. Il secondo posto, dicevamo, sarà fondamentale per giocarsi in casa e con 2 risultati su 3, quarti di finale e semifinale playoff. A 41 c'è l'Aci Sant'Antonio che andrà in Val del Mele e riceverà la Nuova Azzurra, avversaria con delicatissima posizione traballante laggiù. Tutto aperto dunque per quanto riguarda la griglia playoff, sottolineando anche che tra l'altro c'è stato l'esonero da parte della società di mister Richichi, allenatore del Belpasso 2014. Vedremo cosa adesso succederà, perché certamente cambiare a 2 giornate dal termine è sempre molto pericoloso. Voltiamo pagina e parliamo adesso del girone D. Continua il testa a testa tra FCM 2011 Mister Bianco e l'Atletico Catania, entrambi vittoriose. Questi risultati di domenica: Vizzini Calcio batte Mister Bianco Calcio 2-0, Pro Ragusa batte Megara 1908 4-2, Priolo Gargallo Città di Canicattini 1-1, Atletico Catania 1994 batte Città di Avola 2020 2-1, Frigentini batte Vittoria 2-1, FCM 2011 Mister Bianco batte Gimnica Scordia 3-0 ed infine SC Gela batte Scicli 4-0. Altre 2 giornate e poi conosceremo finalmente chi vincerà questo girone D del campionato di promozione. Per intanto guardiamo la classifica, dove troviamo in testa l'FCM 2011 Mister Bianco con 55 punti, con 53 Atletico Catania 1994, 48 punti SC Gela, 46 Vittoria, con 32 Priolo Gargallo, 30 punti per il Frigentini, 28 punti Megara 1908 e Scicli, con 27 Pro Ragusa, 25 punti Città di Canicattini e Città di Avola 2020, 23 punti Vizzini Calcio, 22 Mister Bianco Calcio, chiude la classifica la Gimnica Scordia con 18 punti. Si decide tutto nel primo tempo tra SSD Gela e Scicli, 4 gol nei primi 45 minuti e secondo tempo tutto molto più facile. La gara si sblocca dopo appena 5 minuti con Fauciana che rivoluziona la formazione iniziale con Pandolfo, Tuvè, Minolfi, Scerra e Mauro in panchina. Dicevamo, dopo 5 minuti Gela subito in gol, Davide Ascia sceglie l'angolo destro della porta difesa da Andreca 1-0 e partita già in discesa. Passano appena 4 minuti e il Gela raddoppia. Il bis per i bianco-azzurri arriva con un bellissimo gol di Totò De Oma che esplode un destro di collo pieno che si spegne all'incrocio dei pali. Dreca rimane immobile. 18° calcio di rigore per il Gela. Brasile anticipa Rizza che lo sgambetta. Penalty ineccepibile. È lo stesso Brasile che segna il 3-0 che virtualmente chiude la partita dopo appena 19 minuti di gioco. Al 39° c'è il primo squillo dello Scicli con la conclusione di Lacchina che Pizzardi devia in calcio d'angolo. Al 42° il quarto gol del Gela e poker siglato ancora da De Oma che beffa il portiere Cremisi con un tocco sotto. Nella ripresa Fauciana ne cambia 5 pensando già al recupero di Augusta del prossimo mercoledì. La partita scende di ritmo e diventa una sorta di allenamento. Al 60° ci prova Fabio Brasile con un lob che Ndreka riesce a sventare in 2 tempi. Al 72° il neo entrato Gradito va vicino al 5° gol ma eccede forse nell'ultimo dribbling. Finisce la partita e adesso 3 impegni in 2 settimane. Tra 3 giorni il Megara, domenica la sfida alla capolista Mister Bianco e infine la chiusura con lo Scordia. E poi potrebbero esserci playoff.
ringrazio va ai ragazzi che hanno lavorato sodo, non ci siamo fermati un secondo, perciò il merito è tutto loro, che mi hanno supportato e sopportato. Non era facile perché, come vedete, non molla nessuno, siamo andati a vincere a Vizzini, abbiamo chiuso il discorso salvezza, perciò una crescita continua è stata dei ragazzi, gli va dato atto di questo, perciò il mio grazie va a loro. Lo spazio si dà a chi ne ha avuto di meno, magari provando qualche ragazzo in qualche ruolo particolare, sempre per una questione della loro crescita. Purtroppo nel calcio capita ogni tanto, il Canicattini ha fatto la sua partita, poi noi abbiamo la quantità del pareggio a 44esimo. Dispiace perché comunque è una squadra della provincia, però sono cose che nel calcio capitano. Ancora il Canicattini è posto per salvarsi, si giocherà la salvezza in casa con il mister Bianco e poi a Vizzini. Gli auguro a tutti, anche al mister Costantino, di salvarsi perché una squadra della provincia in più in promozione è sempre buona per tutto il movimento calcio. Grande Pro Ragusa, bravi tutti i ragazzi e grazie al pubblico che oggi ha sicuramente stato il 12° uomo in campo, ci ha aiutato e ci ha aiutato tanto per questi 3 punti che sicuramente ci aiutano per l'obiettivo salvezza, che è l'obiettivo che ci siamo imposti e ci siamo prefissati all'inizio della stagione come dirigenza. I ragazzi hanno fatto una grandissima partita, anche in 10 hanno aumentato l'intensità, non si sono scoraggiati anche dello svantaggio, siamo rimasti in 10, mi è dispiaciuto mettere in discussione la partita, infatti lo volevo cambiare subito a Ciccio perché era ammonito, questo è stato un mio errore sicuramente non cambiarlo subito, ma i ragazzi hanno comunque reagito alla grande a questo e hanno sopportato anche l'uomo in meno facendo una grande partita. Adesso mancano altre 2 finali, sappiamo che comunque dobbiamo scendere in campo sempre per cercare di ottenere il massimo.
e poi alla fine tireremo le somme. Ma i ragazzi stanno facendo qualcosa di eccezionale, quindi penso che questa salvezza se la merita. A differenza dei nostri avversari che avevano qualche punto che gli permetteva di affrontare la partita con più tranquillità, noi avevamo un po' di apprensione in più perché era una finale per noi, dovevamo necessariamente fare i 3 punti per inseguire ancora questa salvezza e fortunatamente non ci siamo disuniti, siamo riusciti a riprenderla, abbiamo commesso degli errori, ma gli errori ne facciamo tanti dall'inizio e ne facciamo molti meno in realtà, però ora siamo una squadra, come dicevo tempo fa, e siamo una squadra organizzata e possiamo giocarcela con tutti. Sono lì per questo e quindi è giusto che sia così. Non ho fatto niente di eccezionale, i ragazzi hanno fatto una grande partita, poi io sto lì per parare, quindi è giusto che lo faccia. Mancano soltanto 2 giornate al termine e sarà certamente un testa a testa che ci porteremo abbondantemente sino all'ultima giornata. Vedremo come andrà a finire. Adesso voltiamo pagina perché parliamo di prima categoria e lo facciamo con i risultati, le classifiche e le immagini dei 6 gironi.
Ci sono partite che valgono una stagione intera. Ci sono partite che durano più di 90 minuti. Ci sono partite nella quale non bisogna essere più giocatori, ma leoni, pronti a mangiare tutto. Dallo stadio Raimondi di Gangi, Nicosia, Real Suttano, buon pomeriggio tifosi biancorossi da Ivan Di Costa, e che lo sia un buon pomeriggio per tutti noi a una partita speciale, una partita grandissima, una partita straordinaria che si presenta da sola. Una formazione Nicosia che è pronta a dare tutto quello che ha in campo per poter accedere a quel sogno che si chiama playoff, contro il Real Suttano invece seconda forza di questo campionato con 46 punti, una vera e propria fortezza. Eccolo D'Amico di prima per Rani, ha trovato lo spazio, ecco il contropiede di Nicosia, ecco le 10 che porta palla, c'è Garriga che si propone, poi palla per Burrafatto, ecco il numero 11, calcia verso la porta, Noto, poi Muraglia! È l'uomo delle grandi notti, l'uomo delle grandi partite, Luca Muraglia fa saltare tutto il Raimondi di Gangi, ma che azione, il numero 7, 1-0 Nicosia. Palla dentro l'area di rigore, Failla con i pugni a dire no e a far ripartire Nicosia. Con Nocito per D'Amico, è arrivato Pittera al sostegno di Garriga che poi va da D'Amico che ve l'idea, cade in area di rigore, non c'è niente ma si continua. Garriga è rimasto tra D'Amico, si è alzato in questo momento, ancora Garriga, non si capisce più niente, Nocito! Nacho Nocito fa ballare il Raimondi di Gangi, 2-0 per la formazione biancorossa, ancora Nacho Nocito e sono 9 in campionato. Altra palla dentro l'area di rigore, Pittera di testa mette fuori ma è pericoloso, col 24 a cercare la porta difesa a Failla che comunque c'era. Tomaselli mette giù questo pallone, eccolo Tomaselli, prova l'imbucata, Failla! Burrafatto di prima, cercare Garriga dove lo 3 contro Ferrara è passato, eccolo Garriga, solo contro Noto, Garriga per il 3-0, Garriga! Nahuel Garriga! E solo 3! Come nei sogni per Nahuel Garriga, quarto gol in campionato per il numero 9, 3-0 per la formazione biancorossa. E delirio totale a Raimondi di Gangi, delirio totale. Siragusa dentro, Garriga, protegge Garriga! Sono 4! Garriga ancora 4-0! Ma che gol ha fatto? Quel folle di Garriga doppietta! Mamma mia! Che Nicosia! Che partita! Non gli fate male più! Stanno già soffrendo! 4-0 Nicosia! Eccolo il fantasma che odia il Real Suttano. Si chiama Nahuel Garriga. Palla per Burrafatto, di prima per Garriga. Sponda dietro Nocito, che giocata per Nani! Ma che azione ha fatto Nicosia? Garriga a lottare come un leone per Nani che va da Burrafatto. Devo stare su questo pallone numero 11, sì. Eccolo Burrafatto, può mettere in mezzo questo pallone per Garriga. Non è finita Muraglia! Ottimo inserimento. Ponticello ha commesso fallo, calcio di rigore per il Real Suttano. Va Tomaselli e spiazza Failla, 4-1. Il Suttano prova a rientrare in partita. Alza ancora pericolosamente D'Amico, deve mettere fuori, poi Tomaselli, ancora Tomaselli, prova a metterla dentro, secondo palo Pittera, 4-2. La riapre il Suttano, autogol di Pittera, 4-2. C'è solamente Gazzana che mette a terra molto bene per Ferrario, per Garriga che allarga da Muraglia, 1 contro 1 di Muraglia. Eccolo Muraglia, rientra destro, sinistro, ancora Muraglia, vuole guadagnare Muraglia, calcio di rigore per il Nicosia. Gazzana sul pallone, contro Noto, va Gazzana! 5-2! Eccola la manita biancorossa! Matteo Gazzana, fantastico! 5-2! Gran giocata, Caroni ancora, Burrafatto contro di lui, Burrafatto lo ferma, ripallo, favorisce il 28, palla dentro l'area di rigore, Siragusa, pallone rimane lì, mette fuori Nacho, così deve respirare, può andare fuori, ancora con Muraglia.
Eccolo subito l'1 contro 1. C'è Burrafatto che punta, prova a difendersi, palla dentro Tomaselli. Bel gol di Tomaselli, 5-3. Andrà alla rimessa lunga allora. Tutti pronti a difendersi da un'altra minaccia targata giallo-blu. Palla dentro l'area di rigore, Ferrario. Ancora Tomaselli. Triplice fischio del direttore di gara. Pronto Faila a rinviare. Finisce qui! Finisce qui! Il match d'alta quota tra l'Orsa Promosport, quinta in classifica, e la capolista Aquila Bafia finisce a reti bianche con i barcellonesi che mantengono di fatto l'imbattibilità casalinga, mentre gli ospiti rallentano dopo 4 vittorie di fila. Gara aperta e combattuta che si accende al 22esimo con i locali che vorrebbero il rosso diretto per l'intervento di Calderone su materia, ma il direttore di gara estrae il giallo. Poi l'Aquila che ci prova seriamente per 2 volte, ma prima Castellino viene fermato dall'intervento di Paratore e poi Rotella manda alto sulla traversa il solito cross di Laquidara. Nella ripresa aumenta la pressione la squadra di Caragliano che al minuto 60 reclama un possibile calcio di rigore su Castellino, ma anche in questo caso l'arbitro dice di no. Lo stesso Castellino ci prova 3 minuti dopo di testa, trovando però il decisivo intervento in tuffo di Paratore. Al 65esimo l'Orsa rimane in 10 uomini per l'espulsione di Elezi che si becca il secondo cartellino giallo della sua partita per il fallo su Durante. Con la superiorità numerica l'Aquila spinge alla ricerca del vantaggio sfiorando il gol per 3 volte, prima con Rotella che da pochi passi non inquadra lo specchio della porta, poi con Maisano la cui botta si perde di un soffio al lato e infine con Mastroieni il cui sinistro è disinnescato in angolo dal portiere. L'Orsa sale in classifica, quota 36 punti e si conferma al quinto posto playoff, mentre la capolista Aquila si porta a quota 55 punti. Francesco Palazzolo di Lingua Glossa, 24esima giornata nel campionato di prima categoria siciliana per il girone e big match e derby tra Lingua Glossa e Caggi, compagine di mister Camarda che ha trovato una vittoria nell'ultimo turno contro la Real Itala Franco Zagami, formazione etnea che ha visto rinviato invece l'impegno contro il Furci. Dirige l'incontro il signor Lorenzo Armeni e la sezione di Ragusa fanno il loro ingresso in campo le 2 formazioni per lo spettacolo pirotecnico delle 2 tifoserie, quando grazie all'ausilio delle immagini a cura di Giuseppe Concordo possiamo passare a raccontarvi
inarrivabile il film di questa sfida che si apre dopo 5 giri di lancette con la palla messa dentro da Cantarella per la testa di Chirillo, l'inserimento ai tempi giusti, il tocco sotto misura però non sorprende Vecchio. Al quarto d'ora proteste in casa Caggi, Leonardo mette dietro di testa a Barrica, anticipa Vecchio, frana a terra ma lascia proseguire il fischietto ragusano. 3 minuti più tardi ancora proteste in casa Caggi, questa volta il tocco con la mano di Purello ma lascia proseguire anche in questa occasione il signor Armenia. Minuto 24, sin qui è un monologo del Caggi da corner, palla messa dietro per Chirillo, Vecchio si ritrova lì quasi per caso tra una selva di gambe il pallone, parziale che cambia però al minuto 33, rilancio dalle retrovie Gaggesi, la palla arriva a Barrica che scavalca Vecchio in uscita, lo zampino del 9 Torminese porta in vantaggio il Caggi al Francesco Palazzolo di Lingua Grossa. Festa grande per gli uomini del presidente Marinello che per ora devono guardarsi dalla risposta locale. Minuto 38. Aleo si presenta pericolosamente dal limite, il destro scortica la trasversale della porta di Rando. 4 minuti più tardi continuano ad offendere Yetney, Rando riesce a rispondere di no con questo intervento in 2 tempi, azione di contropiede sul finire di primo tempo con Riccina lanciato a rete, si spalanca l'orizzonte per il numero 7 che viene fermato per una presunta posizione di offside. Va così in archivio con un po' di tensione nel finale la prima frazione di gioco, Caggi che chiude in vantaggio grazie alla marcatura di Barrica. Passiamo con le nostre immagini al fin della ripresa, attaccano i locali con la sponda di Dumitrascu per Aleo che apre il piattone, termina debole e flebile tra le braccia di Rando, lancio di Finocchiaro, Dall'Ura però stende Dumitrascu. Non ha dubbi il fischietto ragusano che indica la massima punizione dal dischetto, il neoentrato Finocchiaro che non lascia scampo a Rando, ristabilita la parità del punteggio al Palazzolo di Lingua Grossa. Minuto 58, Barrica duetta con Chirillo, in questa occasione però il bomber torminese poco lucido incrocia il destro che termina flebile fra le braccia di Vecchio. Al 68esimo Alaimo mette dentro per Cantarella da buona posizione, respinge l'estremo difensore di Lingua Grossa, inizia la girandola di gambi. Minuto 70, fuori Alaimo, dentro Batticciotto, fuori anche Franco per lo Iacono, proprio lo Iacono recupera pallone, duetta con Barrica, la palla arriva a Cantarella da buona posizione, arma il mancino che fischia vicino alla base del palo. Nel finale scampo di gara anche per Cipolle in luogo di Chirillo, nel recupero però percorre un brivido lungo la schiena di Rando, il mancino di Aleo è velenoso ma non inquadra lo specchio della porta. Va così in archivio il derby tra Lingua Grossa e Caggi, 1-1 a Barrica, risponde Finocchiaro, Caggi che mantiene la vetta della classifica a 2 giornate al termine. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. La seconda vittoria consecutiva nella fase clou della stagione certifica la quasi permanenza del Campanarazzo in prima categoria a 2 giornate dalla fine. I neroverdi di Mister Bianco danno finalmente continuità alla striscia positiva non accadeva da ottobre, scalando la classifica a quota 27 e godendosi un'altra vittoria di prestigio. Condottiero del gruppo, la bandiera Primo Rivoli in panchina che ha lavorato sull'operato, il primo da direttore sportivo di Peppe Bruno, da storico capitano a uomo della dirigenza che con i giusti ritocchi a dicembre ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo, da centrare in anticipo così da ripararsi anzitempo da spiacevoli sorprese, come dimostrato dall'approccio intraprendente sin dall'avvio del match con l'Aci e Galatea. Iniziato con una doppia occasione firmata Anfuso, su assist dello scatenato Basile, e di Motta in modalità aerea da corner di Marziale. L'intervento di Tomaselli a chiudere il pericolo sotto porta di Sciacca e un lancio lunghissimo dello stesso portiere del Campanarazzo al minuto 20 si sono rivelati decisivi per la contesa, come l'affondo di Marco Marziale, un extralusso per la categoria attorno al quale spesso ha ruotato tutto il team mister bianchese, compreso questo rigore del minuto 22 che è valso il punto della vittoria.
e un assist di Sbrigo Pratiche in mezzo al campo con relativa giocata a beneficio di Vasile, che ha esaltato i riflessi dell'ex Giovanni Signorino, trasferitosi in prestito ad Acireale nei mesi scorsi. Un secondo possibile rigore per mani di Mazzola su cross di Vasile, autore poi di una traversa con un gran sinistro dopo la mezz'ora. Segnali di un campanarazzo formato maxi, non una novità certamente, visto che la quantità di occasioni create e non messe in pratica ha lasciato il segno, rivelandosi fatale in diversi contesti quest'anno. L'Aci Galatea, destatosi da un primo tempo non certo all'altezza, si scuote e scuote il legno avversario con una punizione di Mazzola forse sporcata da Calì. È l'episodio che chiude i primi 45 sull'1-0. I Granata partono all'assalto, nella ripresa timpano a botta sicura trova lo strepitoso Tomaselli che più in là si ripete frenando le velleità di Calì. 2+1 nel primo tempo come numero di interventi a negare la gioia del gol agli avversari. Un riscatto del campanarazzo anche sul fronte portieri dopo un'annata caratterizzata da punti persi proprio per infortuni dei guardiapali. A proposito, seconda partita senza gol subiti. Poi Nicosia non capitalizza in mischia una palla gol e il campanarazzo amministra a questo punto con parsimonia, provando a pungere sull'asse Russo-Vasile. Palla allungata e azione che sfuma. E con un rasoterra di Michele Fazio dal limite, chirurgico e ben controllato da Signorino a terra. Giacalone per Stancanelli, poi Gugliuzzo per Marziale che si prende la standing ovation alla mezz'ora. Infine al posto di Gelardi entra Scirè, che però si gode pochissimo l'attesa per il tripudio finale. Uno screzio con Messina gli costa l'espulsione da parte dell'arbitro Canichetti di Agrigento. Anche il giocatore dell'Aci Galatea si accomoda anzitempo negli spogliatoi per un 10 contro 10 di un lunghissimo finale di partita, che si apre con un altro cambio operato da Rivoli dentro Abate Di Bella per Anfuso e prosegue con un colpo di testa di Scoglio che sugli sviluppi di corner non trova la porta. Infine si chiude, in bellezza per i mister bianchesi, con l'ennesimo intervento preciso di Tomaselli su Reciti. Con i risultati, ma soprattutto con le immagini e le classifiche del campionato di prima categoria, abbiamo concluso lo spazio di Penalty on Demand, visibile sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, ma anche sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo, nonché sulla pagina Facebook Penalty. Grazie per essere stati con noi e vi diamo appuntamento in versione live mercoledì prossimo alle ore 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold, mentre per la versione on demand l'appuntamento è per giovedì prossimo per parlare del campionato di promozione e del campionato di prima categoria. Grazie per essere stati con noi.